Il prossimo venerdì 8 gennaio allo Sport Village di Agrigento si riunisce l'assemblea ordinaria elettiva del Comitato regionale Sicilia alle ore 10:30 in prima convocazione e alle ore 11:30 in seconda. Tutto ciò dopo la verifica effettuata circa l'ammissibilità delle candidature pervenute entro il termine fissato delle ore 12 di domenica 3 gennaio scorso. Per la elezione a presidente del Comitato regionale Sicilia FGC-LND sono pervenute 384 designazioni di società di appartenenza, chiaramente solo di Lega, su 420 aventi diritto al voto e sono state attribuite nella totalità a Sandro Morgana. Per la elezione a componente il collegio del revisore dei conti del comitato regionale, sempre FGC-LND, sono pervenute 204 designazioni di società su 420 diritto al voto e sono state attribuite a Leonardo Impellizzeri. Per la elezione a delegato assembleare invece è stato designato ed attribuito il tutto a Michele Savoia. Inoltre per la elezione a componente del consiglio direttivo del comitato regionale sono pervenute 181 designazioni di società di appartenenza su 312 aventi diritto al voto e sono state attribuite a Calogero Andolina, Santo Buglisi, Davide Nicola Caggeggi, Defendino Corbo, Luigi Gentile, Vincenzo La Pedalina, Maurizio Rizza, Mario Tamà, Aldo Violato, Antonino Saieva e Vincenzo Sferrazza. Per la elezione a componente il collegio del revisore dei conti del comitato regionale, su 135 designazioni su 420 aventi diritto al voto sono state attribuite nella totalità a Alessandro Abruzzo e Gianprimo Luglio. Per la elezione al responsabile regionale del calcio a 5 del comitato regionale sono pervenute 91 designazioni di società di calcio a 5 su 106 aventi diritto al voto e sono state attribuite nella totalità a Maximiliano Birkler. Per la elezione al responsabile regionale del calcio femminile al comitato regionale sono pervenute 2 designazioni su 2 aventi diritto e al voto e quindi è stato attribuito a Natale Ferrante. Per la elezione a delegato assembleare dell'LNDT su 132 designazioni su 420 aventi diritto sono state attribuite a Giuseppe Cusumano, Calogero D'Alberti, Francesco Gammicchia, Aldo Giuseppe Grezzo, Antonino Gugliotta, Valerio Pisano, Fabio Ponzio e Andrea Vitanza.